Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati al nuovo appuntamento di F Motori, il magazine settimanale del motorsport su Telefriuli. Due ospiti in questa serata, il primo sarà Loriano Norcini, organizzatore del International Rally Cup, ricordiamo il primo appuntamento della serie nazionale l'1 e 2 di maggio con il Rally Piancavallo, e poi la seconda parte con Carlo Minot, giovane pilota di enduro del Motoclub Manzano. Siamo collegati con Loriano Norcini, organizzatore dell'International Rally Cup. Buonasera. Buonasera Marco e a tutto il Friuli. Dunque, 1-2 di maggio, Rally Piancavallo, che fa parte appunto dell'International Rally Cup. Dopo la pausa di un anno, pausa che è costata molto a organizzatori ed appassionati, ritorna in corsa e la prima gara della tua serie che capita proprio con il ventennale dell'IRC. Sì, sicuramente questa pandemia purtroppo ha creato problemi a tutti e ancora è molto evidente questi problemi. Però devo dire la verità, siamo pronti per ripartire per questo ventennale che si preannuncia un'edizione molto molto interessante, quindi siamo fiduciosi e mi fa molto piacere ripartire con un rally con una storia importante come il Rally di Piancavallo e quindi sono molto molto fiducioso. Un Rally Piancavallo dove non mancano assolutamente le attrattività, parliamo ovviamente di prove speciali. Quest'anno viene ripescata quella del Monterest, che forse non conosci dal vivo ma che ha fatto la storia dei rally non solamente in Friuli Venezia Giulia, però diciamo in tutta Italia, perché viene riconosciuta non solo poi come Rally Piancavallo, come molti altri rally, e perciò è nel cuore degli appassionati. E vedi, hai detto una cosa importante nel cuore degli appassionati, è quella che noi in questi 20 anni abbiamo cercato di entrare, quindi mi fa molto piacere che venga riproposta questa prova che sicuramente è un'icona del realismo italiano e quindi sono molto contento per questi ragazzi della Knife Racing, perché veramente c'è tutti i presupposti per riportare e far crescere sempre più il Rally Piancavallo. La serie IRC, che c'è il Rally del Taro, il Casentino, Appennino Reggiano e poi Rally Città di Bassano, distribuisce poi, diciamolo così, un montepremi importante, direi unico a livello italiano, perché sono circa 240.000 euro, perciò è importante anche sotto l'aspetto di poter abbattere dei costi per chi corre, è vero? È assolutamente vero, e per essere preciso sono 246.000 euro e quindi sicuramente abbiamo intrapreso una strada dove grazie ai nostri sponsor, ai nostri partner, in primis voglio ricordare Pirelli, perché ormai sono la bellezza di 12 anni, anzi 13, che ci affianca in maniera importante nella serie, e quindi tutto questo è grazie possibile al sacrificio di noi organizzatori, però a tutte queste aziende che ci supportano e ci permettono di fare, diciamo, un montepremi che potrebbe essere quasi unico in Europa. Infatti, 20 anni di IRC, sono passati diversi piloti che poi si sono fatti conoscere. Questo è importante anche perché si vede di tutto, c'è chi parte con l'IRC, c'è chi poi lo trova come un punto di arrivo, visto che è una vetrina non solo italiana ma anche internazionale tra i rally. Ma di sicuro, come hai detto te, è sicuramente un punto di partenza. Sicuramente negli ultimi 10 anni direi che il livello dell'IRC è cresciuto in maniera enorme e diciamo la svolta totale l'abbiamo avuta nel 2008 con l'arrivo di Pucci Grossi, che sicuramente da quell'anno lì il livello della serie si è alzato talmente tanto che oggi veramente, senza presunzione, ma penso di essere veramente una serie, anzi siamo una serie vista, riconosciuta, dove il valore dei partecipanti è tutti di altissimo livello. Hai parlato di Pucci Grossi, uno che poi si vedeva principalmente poi anche su terra con l'IRC, è sbocciato un amore tutto particolare, perché effettivamente vi ha dato una grande visibilità. C'è un grande ricordo per lui che ormai è scomparso e che comunque lega anche il suo nome proprio alla vostra serie. Sicuramente Pucci per noi è stato un punto di riferimento veramente importante, ripeto, perché ci ha dato
quella visibilità, quella notorietà che fino allora avevamo avuto poca visione, e con l'arrivo di Pucci Grossi è iniziato questa nuova evoluzione della serie, di questo campionato, che veramente ci ha portato ormai a essere conosciuti veramente in tutta Europa. Quindi per noi è un onore aver avuto tutti questi partecipanti e essere arrivati a 20 anni di storia, insomma, è una cosa che veramente ci rende orgogliosi. Quali sono le aspettative sotto l'aspetto della partecipazione per quanto riguarda il Piancavallo? Ricordiamo 1 e 2 di maggio, manca poco, sono partite le iscrizioni, le aspettative comunque sono positive, tastando almeno la zona qua nel Triveneto per quanto riguarda appunto i piloti, gli equipaggi che hanno potenzialità e hanno intenzione di iscriversi. No, direi che sicuramente c'è molto interesse sia verso il rally di Piancavallo, ma anche proprio verso la serie RC, e per noi questo è una cosa che diciamo ci rende ancora più vogliosi di fare qualcosa di importante, perché ormai il livello è di altissima qualità e quindi non vogliamo lasciare nulla al caso. Le nostre gare sono gare che devono veramente lasciare un segno, un ricordo importante, e come hai detto te, entrare nel cuore dell'appassionato. E questo è il vero obiettivo dell'IRC, dove poter far crescere qualche giovane che poi possa ambire a palcoscenici ancora più superiori. Nel 2019 c'è stato l'esordio nell'IRC del Piancavallo, accompagnato un po' dal meteo che non ha certamente dato una mano agli organizzatori, però direi che è stato soddisfacente sotto l'aspetto dell'organizzazione, perché è filato quasi tutto liscio, tempo chiaramente permettendo. No, direi che devo fare complimenti a tutto lo staff della Knife Racing, perché veramente si sono dimostrati all'altezza della serie, e quindi devo dire la verità che l'edizione 2019 fu un'edizione bellissima, combattuta sotto un'acqua tremenda, però dove due giovani, Damiano De Tommaso, Alessandro Re, e il terzo incomodo era Alfonso Di Benedetto, diedero veramente spettacolo, creando veramente un'edizione molto molto bella. Sarebbe proprio bello rivedere una battaglia simile a quella, perché potenzialmente di piloti ce ne saranno sicuramente. Le tue previsioni quali sono? Io di natura sono sempre ottimista, quindi mi resta difficile essere il contrario. Sono sicuro che verrà fuori una bella edizione, ma sono anche sicuro che il livello dei partecipanti sarà molto alto, e quindi sono fiducioso per una edizione, direi, che possa lasciare un segno molto molto indelebile nella storia del Piancavallo. Ecco, soprattutto 2 prove speciali impegnative di circa 20 km, la Barcis Piancavallo, quella storica, e poi dicevamo la Monterest. Queste sono 2 prove particolari, soprattutto la Monterest perché c'ha veramente di tutto nei 20 km circa, discesa, salita, tratti stretti, molto guidati, alcuni più veloci, perciò potrebbe fare la differenza, e magari potremo incontrare anche dei piloti outsider che così potrebbero regalare delle belle sorprese anche. Ma sicuramente voglio dire, il percorso che hanno studiato i ragazzi della Knife Racing è sicuramente di altissima qualità, perché la Barcis Piancavallo chiaramente è una prova che già abbiamo fatto nel 2019, però andremo ad affrontare questa icona del realismo italiano, come ho detto prima, che è la prova del Montereste, dove sicuramente, diciamo, l'esperienza, la tecnica e soprattutto anche la gestione della macchina e delle gomme sarà fondamentale, quindi sicuramente lì verrà fuori veramente il vero pilota. Tra l'altro poi a livello di manto stradale possiamo dire un biliardo, perché c'è passato lo scorso anno e ci passerà anche quest'anno il Giro d'Italia di ciclismo, perciò è tutto perfetto per confezionare veramente una prova spettacolare. Voi siete fortunati in Friuli, perché come dicevo prima, io di lavoro faccio l'agente di commercio, lo faccio nel Triveneto,
e porto sempre ad esempio la vostra regione perché veramente è tenuta in una maniera spettacolare, dove le strade sono veramente un esempio, dovrebbero essere per tutti, e quindi mi fa piacere che una prova storica come il Montereste venga rifatta dopo tanti anni, venga rifatta in questa nuova versione, diciamo con un manto stradale veramente perfetto. Parlando di rally a livello nazionale, sono partiti con il Ciocco, a Sanremo anche tanti iscritti, perciò possiamo dire che il Covid che ha decimato le gare lo scorso anno ha un po' dato una mano al rilancio per questo 2021. Ma sicuramente, e qui bisogna fare un plauso alla federazione veramente automobilistica italiana, perché veramente ha dato la possibilità di ripartire, diciamo di rilavorare, perché a tutti gli effetti le gare sono lavori per tante aziende, per tanti preparatori, per tanti noleggiatori, e quindi devo dire la verità, qui ha fatto un lavoro impeccabile. E sicuramente da quando c'è stata questa ripartenza vediamo dei numeri, direi forse anche esagerati, perché veramente a Sanremo hanno fatto dei numeri che sono pazzeschi, però è dovuto anche al fatto che su tutti questi partecipanti in queste 4 gare c'è anche 45, mi sembra, equipaggi stranieri, quindi che aumentano il numero, che sono veramente impegnativo, perché insomma portare a termine 4 gare così con tanti numeri penso sia veramente un grosso impegno. Dunque Loriano, noi ti ringraziamo, grazie della tua partecipazione, appuntamento ovviamente ci vediamo al Piancavallo 1-2 di maggio, un buon lavoro in questa fase di arrivo all'inaugurazione del 20° anno appunto dell'International Rally Cup. Grazie e buona serata. Buona serata, io ringrazio voi di avermi ospitato e che sia una bellissima edizione, grazie. Una buonasera a Carlo Minot, pilota di enduro di Vittorio Veneto, mi sembra, accasato al Motoclub Manzano. Buonasera, benvenuto. Ciao a tutti. Partiamo da quello che è la tua nuova stagione con il Motoclub di Manzano. Innanzitutto partita con un gran bel risultato, perché alla prima di assoluti d'Italia di enduro con la squadra vi siete piazzati al 3° posto assieme a Macoritto e Fabris, una gran bella squadra, i risultati sono arrivati, è vero Carlo? Sì, mi ritengo soddisfatto in quanto purtroppo l'anno scorso, allora per me diciamo è il primo anno vero e proprio con la moto. L'anno scorso purtroppo non siamo riusciti a fare molto, quindi per me diciamo quest'anno è stato l'inizio di una carriera col 4 tempi, e posso dire di essere soddisfatto della prima gara a Passirano, gli assoluti d'Italia, una gara bella tosta con tante speciali, e diciamo ho tenuto un buon passo, ecco. Poi c'è stata la prima gara di Under Senior ad Arno di Taggia, e anche lì ho avuto modo di confermare un po' il mio passo in gara. C'è stato però un piccolo incidente, hai ancora i postumi forse in uno del sì, esatto, sì. Mostraci il braccio e il polso, vediamo come allora adesso sono senza fascia, però diciamo sono in via di guarigione. Purtroppo è passato ancora un po' troppo poco tempo. Domenica proverò a fare la gara di casa nel migliore dei modi. Questa domenica c'è la gara di campionato italiano a Manzano, Under 23 Senior, tu sei nella squadra chiaramente del Manzano, dovrai giocarti così delle carte un po' limitate in considerazione di quello che ci hai detto, ovvero il tuo incidente fatto nella precedente gara, niente di irrimediabile, però è chiaro che per entrare in forma, per correre al massimo delle tue possibilità diventa un po' critico, vero? Certo, purtroppo non sono riuscito ad allenarmi proprio per dar tempo di guarire all'ossicino della mano, che è il quinto metacarpo, e niente, soltanto oggi sono risalito in moto per provare, magari i dolori. Il problema appunto è che non si è calcificato completamente, e niente, sono stato operato 4 giorni dopo, e quindi ho lasciato un po' di tempo al corpo che
si abitui, giustamente. Esatto, esatto. Ecco, non nascondiamo che tu ti giocavi delle carte importanti per portare a casa la vittoria nella classe 250 quattro tempi con la tua TM in campionato italiano, perché è alla tua portata, chiaramente compatibilmente con quello che poi saranno i punti, tra virgolette, persi, speriamo di no, nella prossima tappa, visto questo piccolo incidente che comunque ti vedrà, nonostante tutto, al via a Manzano. Sì, io cercherò di dare il massimo. Tutto sommato comunque mi sento abbastanza bene, quindi vedrò di limitare i danni. Poi la stagione è appena iniziata, sicuramente mi dispiace, però la stagione è anche lunga, quindi vedrò di recuperare le prossime. Poi c'è anche, oltre che il campionato italiano, uno dei tuoi obiettivi, resta anche il campionato Triveneto, sicuramente alla portata, anche quello bisognerà un po' capire quante saranno le prove, però certamente un pensiero di poter portare a casa la vittoria anche nel Triveneto c'è, immagino. Beh, assolutamente, il campionato Triveneto resta comunque un campionato che da non sottovalutare, perché abbiamo piloti molto forti e sicuramente ecco, punterò a fare il meglio come in ogni gara, però cercherò di portare a casa il campionato, almeno il Triveneto. Mi impegnerò molto. 2,50 a 4 tempi TM, ormai un'affinità direi ottimale, visto che poi in casa Minot con Motori avete come uno dei marchi principali vostri proprio la TM, la casa che tra l'altro sta andando veramente fortissimo in ambito non solo nazionale ma internazionale nell'enduro. Assolutamente sì, ultimamente nelle ultime gare si è visto con il nuovo team Buano, direttamente seguito dalla casa madre, sta portando a casa ottimi risultati. Diciamo che hanno vinto tutto praticamente. Sì, hanno fatto l'on play. Sì. Grandi piloti, ma anche una casa che a oggi porta a casa dei bei risultati, come li ha portati a casa anche negli anni scorsi, insomma, con altri grandi piloti, Andrea Verona, eccetera. La mia è stata una scelta, insomma, è stata la mia prima moto e ormai è da 4 anni che non mi separo e resto comunque sempre soddisfatto. Beh, soprattutto quella di quest'anno va veramente molto bene e poi appunto, come hai detto, è il nostro marchio che ci contraddistingue, insomma. La tua storia come pilota da competizioni non nasce nell'enduro, tu arrivi dal trial, al trial ti sei anche distinto con degli ottimi risultati, poi sei arrivato a un certo punto, a un bivio hai scelto di passare all'enduro, una disciplina che comunque lo sappiamo è molto diversa rispetto al trial, appunto. Certo, diciamo che l'enduro non è stata proprio una scelta che rientrava nelle possibilità. Diciamo è nato tutto per caso. Io ho fatto trial per tanti anni, posso dire di aver fatto una bella carriera. Purtroppo a un certo punto, per vari motivi, insomma, ho deciso di mollare un po'. E l'enduro è nato, diciamo, la scelta è stata fatta per caso, perché cercavo appunto, avevo 16 anni, 17 anni, cercavo la moto per andare a divertirmi e casualmente è capitato una moto da enduro e da lì sono stato, diciamo, tirato dentro in qualche compagnia e poi da lì è nato tutto, insomma. Comunque i risultati anche nell'enduro piano piano sono arrivati, adesso dovrebbe essere forse l'anno di svolta per te, perché c'hai anche quest'anno appunto l'opportunità di metterti in luce nel campionato italiano Under Senior. Ma come è nata come è sbocciato questo amore con il Motoclub Manzano? Fra voi come vi siete incontrati? Allora, beh, intanto nei weekend di gara io ho avuto la possibilità comunque di conoscere un po' tutti e ho conosciuto Michele Peressini, Stefano Vezzil e niente, da lì loro comunque
devo dire che nei miei confronti hanno avuto sempre un occhio di riguardo. Io prima facevo parte della marca trevigiana, e comunque nonostante questo dimostravano un interesse verso di me, soprattutto dal lato umano, nel senso avevamo un bel rapporto, finché poi alla fine dell'anno scorso, insomma, ci sono state delle proposte, e soprattutto mi piace molto il rapporto che hanno con i giovani magari che hanno voglia di emergere, di fare qualcosa. Insomma, hanno delle belle iniziative anche con allenamenti collettivi, hanno delle figure di riferimento all'interno del motoclub che secondo me sono molto valide, e quindi diciamo ho colto l'occasione al balzo e sono passato. Senti, la tua giornata ovviamente post lavorativa, lavoro che comunque è sempre collegato al mondo dei motori e allenamento, quanto chiaramente compatibilmente poi a quelle che sono le tue condizioni fisiche, a parte adesso dopo l'infortunio, quanto riesci a allenarti normalmente e quanto dedichi oltre alla moto anche allenamento fisico? Diciamo che allora purtroppo l'allenamento in moto è limitato nel weekend, perché appunto con il lavoro, essendo anche un'azienda familiare, come si sa bene, si può avere dei ritagli di spazio, però è necessario anche lavorare, appunto. C'è il pro e il contro delle cose, immagino, esatto, in questo caso. esatto. Diciamo che non ci sono orari, ecco. Quindi io durante la settimana cerco di allenarmi 2 o 3 volte a settimana, 2 o 3 volte in palestra. Sono seguito da Rada Quas, che mi fa delle ottime schede, insomma mi fa lavorare bene, e poi nel weekend va anche forte, no? Esatto, sì, assolutamente, la Rada. e nel weekend mi alleno in moto. Diciamo che poi è tutto collegato, nel senso l'allenamento che faccio durante la settimana può essere sia in palestra, ma esco anche in bici, ma esco anche con la bici elettrica, tanto che trattiamo anche quelle, e ritengo che sia un ottimo allenamento non solo per muscolarmente, ma anche nell'affrontare delle discese si allena molto il colpo d'occhio, insomma è un ottimo allenamento anche quello. Bene Carlo, noi ti ringraziamo di questa tua disponibilità, ovviamente un in bocca al lupo per tutta la tua stagione appena partita, nell'augurarti ottimi risultati, ormai sei già sulla buona strada. L'invito a una prossima trasmissione ovviamente per parlare dei tuoi successi, in questo caso magari fra qualche mese quando il campionato sarà già nel vivo. Grazie Carlo, e ovviamente ancora in bocca al lupo e una buona serata. Grazie a te, ciao Crepi.